Ecco, siamo al casello di Lignano, ci stiamo avvicinando al casello. Il casello è vuoto. Ecco, vediamo già le forze dell'ordine che si apprestano ovviamente a fermarci, ma al di là di questo vediamo che non c'è assolutamente nessuno. Siamo stati quindi fermati dalle forze dell'ordine per il controllo relativo, ci siamo accreditati appunto come giornalisti, scambiando due chiacchiere con le forze dell'ordine, ci hanno confermato che da qui dal casello non è passato sostanzialmente nessuno tranne un camionista, un'infermiera, insomma tutte persone che lo potevano fare. Ecco, siamo qui proprio alle spalle del Bar Tenda, nel tratto di spiaggia, uno dei più famosi di Lignano, siamo a Lignano Pineta. Questa è la situazione che possiamo vedere, non c'è assolutamente nessuno. Ecco, siamo a Terrazza Mare, il simbolo di Lignano, il simbolo del divertimento, della vita, della spensieratezza. E invece questa è la Pasquetta del 2020, una situazione spettrale e anche un po' angosciante. In un'ora che siamo a Lignano non abbiamo incontrato assolutamente nessuno, una sola persona che era col suo cane, oltre ovviamente alle forze dell'ordine che stanno letteralmente presidiando la nostra cittadina balneare. Noi non sappiamo quali saranno i frutti di questa esperienza che stiamo vivendo, certo è che è una situazione che noi non avremmo mai immaginato di vivere e anche di raccontare.